Sono 19 i comuni del Levante Ligure che rinnoveranno sindaco e consiglio comunale nel 2024. In 5 di questi potrebbero cambiare i piani dei primi cittadini prossimi alla scadenza di mandato. Il Consiglio dei Ministri ha fissato la data delle elezioni, sabato 8 giugno dalle 14 e tutta la giornata di domenica 9, in cui si voterà anche per le elezioni europee. C'è però un'importante novità che potrebbe far cambiare i programmi ad alcuni sindaci: il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni da 5 a 15.000 abitanti passa da 2 a 3. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti si passa da 3 a nessun limite. Rientra nel primo caso Paolo Donadoni al secondo mandato da sindaco di Santa Margherita Ligure, comune di circa 8.500 abitanti. Mi avrebbe fatto piacere senz'altro ricandidarmi per il terzo mandato, ma se la nuova legge fosse uscita almeno 6 mesi fa. In questo momento è troppo tardi, perché credo che un'amministrazione seria pensi a lasciare un'eredità e non un vuoto con ampio anticipo. Tra i sindaci che hanno fatto già 3 mandati in comuni con meno di 5.000 abitanti ci sono Giovanni Colorado a Castiglione Chiavarese, Vittorio Centanaro a Leivi, Claudio Magro a Moneglia e Danilo Repetto a Mezzanego. Per alcuni saranno giorni tra riunioni di maggioranza e incontri per capire se provare a proseguire il percorso amministrativo.